Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura la decisione del TAR del Lazio che ha emesso 2 decreti cautelari in cui chiede gli atti della commissione che si è insediata lo scorso gennaio nel comune di Randazzo dopo lo scioglimento per presunte infiltrazioni mafiose. E passiamo alla cronaca con un incidente mortale avvenuto sull'autostrada Catania-Messina che ha causato una vittima e un ferito. A perdere la vita Carmelo Iannino, 58enne di Furcisiculo, deceduto al Policlinico dopo lo scontro con altre 2 vetture. E un 19enne è il giovane che avrebbe invece abusato di una ragazza di 15 anni sugli scogli della Daura a Palermo, che adesso è accusato di violenza sessuale. Dopo una giornata di intense indagini e interrogatori, il presunto aggressore ora è indagato a piede libero. La procura di Enna ha iscritto nel registro degli indagati l'equipe di chirurgia dell'ospedale Basilotta di Nicosia. Nel nosocomio il 6 giugno scorso ha perso la vita dopo 3 settimane da un'operazione all'addome un docente pensione di 80 anni. E in chiusura il meteo, l'anticiclone africano non molla la presa e secondo gli esperti il caldo persisterà almeno fino a tutta questa settimana, che sarà la più bollente di luglio. Anche per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta per rischio incendi in tutta la Sicilia. I dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani.